Tappa torinese di talenti, siamo in compagnia di Andrea Notari, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte. Partiamo dal fondo, si è appena conclusa la tappa torinese, un pari merito e quindi Torino porta 2 start-up, non solo una alla fase finale. Sì, è stata un bel ex aequo, devo dire, soprattutto perché da un territorio altamente industrializzato come quello del Piemonte vedere 2 realtà completamente diverse, una legata all'automotive fondamentalmente, che è quella che ha vinto, insieme a un'altra, anch'essa vincitrice, ma completamente digitale. Secondo me è un bel messaggio per vedere che il futuro e la tradizione possono coesistere e magari creare un futuro migliore assieme. E quindi un buon ex aequo, sono veramente contento per quello che abbiamo espresso qui oggi. Sono stati apprezzati un po' da tutti i presenti la capacità dei finalisti di raccontarsi e di avere il giusto approccio da start-upper. Prima che partissero ti sei proprio concentrato su questo? Mi sono un po' cimentato in questo, effettivamente. Ho provato a portare dei saluti immedesimandomi nelle regole di ingaggio che avevano loro. E quindi che cosa deve fare un buon start-upper per presentarsi? Di sicuro fare una presentazione breve, attirare l'attenzione, spiegare chi si è, come lo si fa e perché lo si fa e come lo si fa soprattutto, e poi magari lasciare con una frase d'effetto, e devo dire non è stato semplice, quindi veramente in gamba a tutti gli start-up. A questo punto lasciaci con una frase d'effetto. La frase effetto che finalmente il mio settore, io mi occupo di edilizia, sta veramente andando forte in questo momento, o magari deciderò di investire in una startup, perché no? Grazie. Grazie a voi.